E Storia 2013, nono Festival Internazionale della Storia, vi dà il benvenuto nella tenda Erodoto. Il festival è ideato dall'Associazione Culturale e Storia, che ne cura la coorganizzazione insieme al Comune di Gorizia e si svolge sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Comune di Gorizia, della Provincia di Gorizia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e dell'Associazione Italiana Editori, grazie al sostegno delle amministrazioni pubbliche, di sponsor privati e degli amici di Estoria. Chi desideri diventare amico di Estoria può aderire e sottoscrivere le tessere al gazebo degli amici di Estoria. Benvenuti all'incontro dal titolo Il bandito di Orgosolo. Vi presento i nostri ospiti Graziano Mesina e Pino Scaccia. L'incontro è realizzato con il sostegno di Biolab, Vegetarian and Vegan Organic Food. Buona storia a tutti. Allora, buonasera. Devo fare alcune premesse. Per la mia generazione c'è una regola, ci sarebbe una regola rigorosa, quella di dare del lei agli intervistati. Io con Graziano Mesina non ci riesco, quindi vi chiedo quasi il permesso di parlare secondo quello che è stato sempre il nostro rapporto tra amici, non tra un giornalista e un protagonista della cronaca italiana. Ricordo anche una lezione che mi ha dato Mesina quando l'ho conosciuto ad Orgosolo nel 92, quindi 21 anni fa. Io credo di aver conquistato la sua fiducia perché non ho mai usato un taccuino. Vero Graziano? Mi hai detto, dice bravo, perché i taccuini mi ricordano gli interrogatori, cioè uno che deve stare attento a parlare, invece quando il rapporto così in apparenza è confidenziale, anche se naturalmente restano i ruoli. Ovviamente io ero quello che faceva domande e lui quello che rispondeva, ma questo è importante. Probabilmente sapete tutti qual è la storia che ci ha unito ed è il sequestro di Farouk Kassam nel 92. Io attraverso amici comuni, soprattutto un grande giornalista sardo che purtroppo ora non c'è più, Mario Zappatu, sono entrato in contatto con Graziano Mesina. Da allora abbiamo superato questa diffidenza iniziale, più sua da sardo, vero, che mia, e si è creato un rapporto di fiducia, oltre che di amicizia. E lui è stato protagonista insieme a me della liberazione, mi ha dato la notizia appunto in anticipo su tutti i media italiani che il piccolo Farouk era stato liberato. Io non so quanto si può dire che non è stato detto di quel sequestro, ma è chiaro che bisognerà parlarne. Intanto perché l'hai fatto? Hai fatto, diciamo, sei intervenuto per la liberazione di Farouk? Intanto devo precisare che per 2 volte avevo detto che non me ne potevo occupare in quanto ero incondizionale fuori dal carcere. Si correvano gravi rischi che potevano revocarmi anche la condizionale e riportarmi dentro. Se non che la madre del bambino si è recata a Orgosolo, e cioè precisamente nella chiesa, ha chiesto a tutti gli orgolesi un contributo di interessarsi alla liberazione del bambino. A questo punto tanti sono rivolti a me dicendo se si poteva fare qualcosa. Alla fine mi sono deciso di accettare in quanto era un bambino piccolo e ci tenevo anch'io. Ho accettato, poi con tutte le conseguenze che ne sono avvenute in seguito. Devo precisare che ci sono stati tanti intoppi durante le trattative e tutto. Certo non me li aspettavo questi intoppi, comunque è andato tutto a buon fine. Credo che se non fosse per l'interessamento mio e di qualcun altro il bambino non sarebbe più tornato. Tu mi hai detto allora che
a Pino il giorno che è stato liberato, la mattina eravamo insieme fino a tardi, sono venuti a Orgosolo. Io prevedevo anche il comportamento del pagamento, tutto quanto, lo sai bene come è avvenuto. L'avevo già detto anticipatamente, quello si comporterà così, così, e così è stato, già contro il papà, quanto ha fatto quello che ha fatto. Comunque sono andato avanti lo stesso. A lui gli ho detto, Antonello Zappao, guarda che quando vi do l'ok vuol dire che il bambino è stato già liberato. Io detenevo il telefonino della mamma del bambino che mi aveva consegnato. Gli ho fatto una telefonata, gli ho detto guarda il bambino è stato liberato, sta bene, e tutto qua. Però non dare subito la notizia, se non che l'hai data un po' anticipatamente. Vedevo una persona che tenevi dietro di te, ho detto gli stanno facendo pressione, forse qualcuno della polizia, non so, carabinieri, chi era? Una persona che era dietro di te. Questo si può dire 21 anni dopo. Sì. La polizia stava sulle tracce del bambino e girava notizia che sarebbe intervenuta con un blitz, diciamo, per la sera dopo. Da quello che io sono riuscito a capire allora, tu hai anticipato in qualche maniera questo blitz, e la liberazione è stata anticipata di un giorno proprio per evitare un blitz che sarebbe potuto anche finire male, insomma, no? In uno spargimento di sangue. Scusa, ti interrompo, l'ho fatto proprio, ho usato quella strategia di avvisare a loro, gli ho detto vedi che vogliono simulare un conflitto, magari ci va di mezzo il bambino, è meglio che tu dia la notizia direttamente nella sede dove ti trovavi in quel momento, alla televisione, così. Sì, poi era, diciamo, il nostro era un accordo segreto, era una confidenza. Quando io ho dato quella sera la notizia della liberazione di Farouk, a un certo punto sono stato smentito da tutti. Dal Viminale? Dal Viminale, dal magistrato, dalla famiglia, per cui ho anche pensato, insomma, che potesse finire male, che qualcuno fosse intervenuto per smentire la notizia. A quel punto sono stato costretto a fare il suo nome, ma io per rispetto ho chiesto al telefonino a Graziano se potevo fare il suo nome e lui mi ha detto di sì, per cui io ho rivelato perché l'ho visto che lo tenevano sotto pressione, che il mio informatore era Graziano Mesina, per cui anche dando particolari sul bambino, insomma, la realtà, ecco, ma a quel punto questa è la nostra storia, ma tu non stavamo vicini fisicamente, io stavo a Portocervo a fare questa diretta davanti a casa del bambino e tu stavi sulle montagne, ovviamente, di Orgosolo. E tu adesso devi raccontare un po' a me, ma anche a tutti loro, che cosa succedeva sulle montagne, insomma. Come sapevi del bambino, insomma, in quel momento, qual era il tuo rapporto? Ma il mio rapporto era che col papà eravamo d'accordo. La mattina quando ci siamo telefonati gli ho detto vedi che la liberazione avviene oggi, però c'erano 2 trattative, io l'altra trattativa la sapevo già, c'erano 2 trattative parallele in seguito, questo è avvenuto negli ultimi giorni. C'era una trattativa da parte di quelli che appartenevano allo Stato italiano, quelli che si stavano interessando dall'altra parte, dall'altra parte c'ero io. Però loro si erano convinti che io ormai ero fuori gioco, ma il bambino fuori gioco io non veniva liberato in quella maniera. Allora ho fatto finta che non sapevo più nulla, che ormai non subentravo più sulle trattative e ho pensato di mettermi d'accordo col padre. Però il padre si è schierato con i più forti, cioè con la legge. E lì stava sbagliando tutto. Quando io gli ho telefonato da Orgosolo, gli ho detto a posto, quello, mi ha detto senti le sirene mi stanno seguendo, quello. Gli ho detto le sirene ti stanno seguendo perché li hai chiamati tu, gli ho detto. Gliel'ho detto subito, col telefonino della propria moglie, che erano sotto controllo. Gli ho detto tanti, guarda la notizia la devo dare io ormai, la devo dare. Li ho anticipati. Infatti quando io gli ho dato la notizia a lui, gli ho detto lo devi dire un'ora dopo questo orario. Invece è stata anticipata la notizia. Il Viminale smentiva perché aspettavano dopo la notizia a mezzanotte.
Noi è stata data alle 10, sì, alle 22. No, tu mi hai chiamato alle 22, l'ho data sì, io alle 23. Alle quindi 22, un'ora sì, dopo. ecco. E sono state anticipate. Lì per forza smentivano, avevano promesso in esclusiva, mi sa che era a Rete 4, a Emilio Fede, a Fede, sì, a Fede. No, Poi, c'era Mentana, quindi TG5 era credo, vabbè, comunque ecco, sì. sono dettagli questi. Col dettaglio. E invece si sono visti scavalcati e hanno iniziato Però a me, scusa intervengo, a ma fare questa pressione su di lui, sì. che non era vero, che erano tutte Esatto. cose inventate, quello e quell'altro. Il capo della polizia, che allora era Parisi, Parisi, un grande capo certo. della polizia, e poi mi ha spiegato il perché del disguido. Perché in realtà la questura di Nuoro, dove non avevano ancora visto il bambino, era in assoluta buona fede, perché nessuno aveva dato la notizia. Perché questo mi ha spiegato, per come dire prassi, quando hanno un ostaggio in macchina non danno mai la notizia per radio, qui lo possiamo dire, perché poi c'è possibilità di conflitto a fuoco magari con l'altra parte della Luna, cioè con i carabinieri. Allora per evitare questo, quindi questo disguido è durato circa un'oretta, 40 minuti, il tempo che dalle montagne il bambino arrivasse alla questura del Nuoro. E questo è stato il dramma, in questa ora, insomma. No, allora ormai dovevano dare dopo di me la notizia, questo sì, certo. È vero, perché prima la dovevano dare a me, i sequestratori, la notizia, e poi venivano dopo loro. Allora hanno dovuto procedere così, altrimenti io mi sarei tirato indietro. Io le ho detto no, prima lo devo sapere io, perché se fanno una trappola ci vado il bambino in mezzo. A me quello che ci tenevo era salvare il bambino. Poi dopo potevano fare le ricerche che volevano e accusare chi volevano, a me non mi riguardava più. Se loro stavano zitti, che a me, te lo ricordi cosa hanno detto? Un grosso personaggio ci è messo di mezzo e ci ha fatto fallire, non so, che li volevano catturare. Ma se accerchiavano lì e li stringevano in mezzo, ci andava di mezzo il bambino non si salvava. Ma tu hai temuto anche per la tua vita? Certo. Conflitto al fuoco, succede di tutto. Casomai dicono ci vado pure di mezzo io, comunque se la scarica contro di me. Ecco perché ho giocato quello. E a te ti ho detto, date la notizia anticipata prima di loro. Poi li smontiamo tutto. Poi ti ho tornato a telefonare, ti ho detto, devo aggiungere, vedi che vogliono insenare un conflitto e quello e quell'altro. Ecco, lì il gioco che è uscito. Se l'avevano contro di me per quello, se loro però stavano zitti, a me non mi tiravano in ballo, io te l'avevo detto, io dopo mi negavo che non c'entravo nulla con la liberazione, si prendevano tutti il merito, se lo prendevano loro. Invece cosa hanno fatto? A me mi hanno demolito in tutte le maniere, mi hanno mandato i giornalisti lì che erano accampati davanti a casa, TV, non si muovevano. Allora io le ho detto ai giornalisti, a quelli della TV, fateli qualche domanda, come hanno fatto a mettersi in contatto con i sequestratori e con quali mezzi sono riusciti a convincere questi a liberare il bambino, gli ho detto. Dato che c'era il blocco dei beni e tutto qua, come hanno fatto a mettersi in contatto? Lì è scoppiata proprio la... Però, scusate, noi stiamo parlando di Farruca che non ci vediamo da qualche anno... magari sarebbe a parlare da soli, ma Graziano Mesina è un personaggio tale che io vorrei che lo conosceste un po' meglio. Per esempio è fuggito di galera, insomma, è evaso 9 volte e mi ha confidato allora che tutto sommato forse ce n'è qualcun'altra che una volta hai rinunciato per non mettere nei guai un secondino, eccetera. Quindi almeno 9 volte. Insomma, ma allora è così facile uscire dal carcere in Italia? No, non è facile affatto. Perché se fosse facile se ne andrebbero tutti. Tu come facevi? 9 volte sono tante. Nessuno gli piace stare in carcere, guarda. A meno che non sia un po' toccato di mente. Non è il tuo Uno che ha una grossa condanna da scontare, nessuno ci vuole rimanere. Ma come scappavi? Allora raccontaci te. Come scappavi? E come scappavo si studiava il punto più debole che si poteva sfruttare. Senti, adesso me lo puoi dire. A volte sono scappato con la forza. Ad esempio a Lecce ce ne siamo andati perché eravamo in possesso di coltelli e anche pistole.
evitando di fare del male a nessuno, e ce ne siamo andati così, sotto la minaccia delle armi. Una volta mi hai raccontato, adesso devi dire se è vera o no, o te la sei inventata, che sei uscito da Regina Coeli e sei andato a Piazza di Spagna attraverso un cunicolo a cena con Michele Placido. Da Regina Coeli, il carcere di Roma. Sei andato a cena a Piazza di Spagna con Michele Placido. No. Era inventata. No, non te ne ho detto. Sono usciti altri da lì, non io. Era inventata. No, io ti posso dire che quando sono scappato da Lecce ho invitato a Lizzani a venire a Milano per parlare di quel film che aveva girato su di me e per raccontarmi chi era che ha preso queste iniziative. Mi ha detto il produttore De Laurentiis che lui non ne aveva. È venuto gentilmente a Milano, però non si aspettava che io lo portavo al migliore ristorante a mangiare, dato che ero super ricercato. Che poi l'ha raccontata al limite, l'ha raccontata in televisione, la storia lì, e credevano che stavo dicendo una balla, invece era vero. Ha detto: ma dove mi stai portando? Andiamo a un bel ristorante. Gli ho detto, c'era una ragazza che la stava lanciando come attrice in quel momento, siamo andati al ristorante e ha detto, era circondato di altri, dovevano essere tutti con lui. Ma lo posso svelare, c'erano 20 latitanti con me al tempo, lì, a Milano, nel ristorante, e avevamo tutte le armi addosso, tutti, puoi immaginare. Ma è vero che tu quando entravi in un carcere individuavi i più svegli e gli facevi: adesso mi dici come si esce da qua? Vai? Adesso mi dici come si esce da qua? Da qua? Ma qua è troppo facile, dai. È vero che almeno 3 o 4 volte sulle 9 evasioni sei scappato per donne? Per donne? Le donne per amore, insomma, dai. Le donne le ho sempre pensato, sono sempre innamorato tutt'oggi, figurati allora. Esatto. Poi un'altra cosa c'era successo sempre a Milano, un'altra volta, sempre in un ristorante. Entrano per fare una rapina, si affacciano all'entrata. Mi ha visto uno che mi conosceva bene con la parrucca e con gli occhiali, perché mi aveva visto giorni prima, ma io non me l'aspettavo che venivano a rapinare dentro il ristorante, che non lo sapeva che c'ero dentro. Come ha visto che c'ero io, ha toccato gli altri, via. Quello del ristorante ha detto: sono scappati, sembra che c'avevano il diavolo, ha detto. E cosa è successo? Se l'erano filata. Se ne dice un'altra. Quello mi ha visto di fronte. Io ho fatto così, ho detto: ma che stanno entrando a fare? Me l'ho immaginata già c'avevo l'arma qua pronta. Ho detto: stai a vedere che questo ci rapinano qua. Se ne dice un'altra, che quando fu sequestrato, non mi ricordo il nome, un imprenditore nelle Marche, tu stavi con la barba finta a cena col maresciallo dei Carabinieri. È vero? È vero. Ma se ne sono inventati tanti. Una volta sento nella radio, non mentre ero latitante, dice: fermato una macchina vicino a un ristorante, uno vestito da suora, poi hanno visto che aveva i peli sulle braccia e hanno capito chi era. Mesina, io ero in montagna. Tu hai detto una frase bellissima che ricordo ancora, che un latitante è il coperchio buono per tutte le pentole. Per ogni pentola, perché quando non trovavano chi era il sequestratore, naturalmente era un latitante, nel caso tuo. Una cosa che mi piace far sapere è il tuo rapporto con i bambini. Tu hai sempre rispettato, secondo vecchie regole, d'onore, donne e bambini. È un dovere rispettarli, un obbligo rispettarli, perché non puoi approfittare di una persona debole, un bambino specialmente. Io sono stato sempre contrario, sia a sequestrare le donne sia a toccare i bambini. Aspetta che lo chiudiamo, così finisce. Dopo. È logico che deve essere così. Purtroppo stanno succedendo delle cose troppo strane. Sono sempre successe, ma in questo periodo veramente resto sbalordito che
stiano succedendo le cose sulle persone più deboli. C'è In qualcosa special modo che è con i cambiato? bambini, con donne, con tutti. A Farruca è stato tagliato l'orecchio. C'è qualcosa che Infatti è io cambiato? me ne stavo uscendo dalle trattative per quello. Ma se il padre avrebbe ascoltato quello che io gli dicevo, non sarebbe successo nulla. Quando mi ha annunziato, hanno fatto così, io me ne stavo uscendo dalle trattative. Anzi, me ne ero uscito. Poi è venuto il padre, è venuto ad Asti a trovarmi, è venuto anche con un'altra persona, che dopo lo stava negando, ma c'erano tutte le testimonianze di sopra, perché è venuto con l'aereo, ha noleggiato la macchina a Torino, della Maggiore, tutto qua, ha lasciato tracce dappertutto. È venuto lì piangendo, ha detto guarda mi devi aiutare, ma perché non mi hai ascoltato? Il bambino non lo dovevano toccare, gli ho dato le colpe a lui infatti, per quello. Ha detto purtroppo è successo. Sentendo così ho dovuto accettare un'altra volta e dopo me ne ha combinato un'altra alla fine. Che ci vuoi fare, dai? Io entro in considerazione un padre sconvolto dal figlio rapito e tutto quanto, capisco bene che può commettere determinati sbagli, determinati errori come sono avvenuti. Perciò non posso avere rancore nei suoi confronti. Ti senti un po' Robin Hood? Ti senti un po' Robin Hood? Ma io non mi sono mai sentito né Robin Hood né eroe né nulla, come hanno scritto altre volte. Sono una persona normale come tutti gli altri. Però hai sempre denunciato l'isolamento della Sardegna. Hai sempre denunciato l'isolamento della Sardegna, della Barbagia soprattutto. Certamente. Quanto è colpa della società questo abbandono? La colpa della società? Io non do colpa a nessuna società. La società, posso dire solo che devono giudicare sempre con prudenza nei confronti di chiunque sia, o per un motivo o per l'altro, che uno venga in certo quadro. Bisogna avere degli elementi comprovanti per potersi esprimere così. Affrettatamente non mi posso esprimere nei confronti di nessuno. A meno che non abbia la certezza di una persona. Io non è che gliela mando a dire, io ho il giudice, allora glielo dicevo in faccia. Se non era un giudice diciamo corretto, che capivi subito che voleva solo la tua condanna, prove o non prove, a quello lo attaccavo anticipatamente senza che lui prima parlasse. Ecco. Bisogna essere corretti nella vita, se non c'è la correttezza si va sempre allo scontro, o per un motivo o per l'altro, e si finisce sempre male e non vince nessuno nell'uno e nell'altro. Non pensi di aver pagato, a parte queste parentesi insomma di fuga, troppo duramente quello che hai fatto? E da quel che so hai solo un omicidio sulla coscienza, quella dell'assassino di tuo fratello. Quindi era una vendetta. È un omicidio personale. che non sarebbe avvenuto. Uno che era un ragazzo e uno che mi hanno ammazzato un fratello. Esatto. Però se questo ragazzo fosse venuto a parlare con me come gli avevano consigliato, quello e l'altro, non sarebbe avvenuto quello che è avvenuto, che poi non era tanto ragazzo lui, più che ragazzo ero io, più che altro. È partito tutto da un'ingiustizia commessa. Io dico che i giudici sapevano benissimo in quale direzione andare. Lo sapevano i giudici, lo sapevano quelli che erano stati incaricati per le indagini, carabinieri e polizia, ma a quel punto mi sa che volevano salvare a chi era colpevole e metterci dentro quelli che non erano colpevoli. Anche se è finito il processo, è finito bene per tutti, perché non c'era un colpevole alla fine. Tutti da questi errori sono avvenute poi delle faide, sono scoppiate queste faide e da lì le conseguenze che già risapute. Io sono partito tutto per quello, trovandomi poi messo al bando, ricercato, quello e quell'altro, si è ricorso anche al sequestro di persona, ma tenendo conto di rispettare almeno la persona che veniva privata della libertà, di trattarlo umanamente.
e cioè io non ne ho mai legato, mai maltrattato, mai minacciato, tant'è vero che alcuni di loro siamo in buoni rapporti tutt'oggi, dopo che l'ho sequestrato. Nessuno mi ha voluto mettere par civile, non ce n'è stato uno invitato dai magistrati e dice li mettiamo par civile, perché a me, anche se la mettevano, mi era indifferente, non è che ricorreva a minacciarlo, che cosa, non mi interessava più niente. Tanti l'ergastolo lo avrei preso in una maniera o nell'altra. Da precisare che l'ergastolo a me l'hanno dato per cumulo di pena. Quando scattano 2-24 anni, cosa succede? Scatta l'ergastolo purtroppo nel nostro codice, anche se non hai fatto omicidio. Solo per tentato omicidio te lo possono dare. 2 tentati omicidi abbinati nella stessa procedura, scatta l'ergastolo. Ecco, ricordiamo... Io sono stato condannato così e forse sono l'unico che sono rimasto poi con l'ergastolo in quella formula in Italia, perché altri li avevano condannati così, ma li hanno complessivamente o in appello o in Cassazione. Sei stato più di 30 anni, no? Complessivamente quanto c'è Ma stato? complessivamente con quegli 11 anni salve le parentesi, che mi è costato interessarmi di Farruco, e ho fatto 40 anni e 8 mesi dentro. 24 li ho fatti in isolamento nei sotterranei, da un sotterraneo all'altro, tra una volta e l'altra. Ogni tanto, l'abbiamo detto prima, mi sono preso qualche vacanza così, tutto qua. Ricordiamo che Tanto per respirare un po' di aria pura. Qualche scenetta, insomma. Certo. E ricordiamo che Messina è libero, solamente per la grazia del Presidente Scalfaro nel 2004. Quindi no, non sei... Scalfaro mi voleva graziare quando ero già incondizionale, poi non l'ha fatto in tempo, che si era interessato la buonanima di Indro Montanelli. Eravamo rimasti d'accordo con Montanelli, lui era a Roma in quel periodo, che non doveva telefonarmi perché avevo il telefono sotto controllo. Invece non si è ricordato, mi ha detto guarda che domani firmano la domanda di grazia, ecco perché lui mi difendeva. E gli ho detto domani invece vengono a arrestarmi, gli ho detto Indro. Lo sbaglio che hai fatto, da quando è che sei stato graziato? Che avevamo instaurato un buon rapporto. Gli ho detto domani vengono a arrestarmi, comunque dato che ti ho promesso che non mi muovo da qui, rimango. Le domani mattina sono venuti a arrestarmi e commettono qualche porcheria, me la combinano per motivare l'arresto. E l'indomani mi hanno arrestato, mi sono presi le chiavi della villetta, erano 3 ore dopo, a me mi hanno tenuto lì, sono andati alla villetta, dopo mi portano a me, iniziano a tirare fuori cartucci, 7-8 mila cartucci, e passa, pistole, bombe a mano, Kalashnikov, e ho detto ma da dove è salta fuori? L'abbiamo trovato là. Ma la legge dice che tu devi essere lì messo al corrente di metterti un avvocato che partecipi alla perquisizione, io devo essere presente quando loro perquisiscono, frugano qua e là. Invece no, mi portano tutte queste armi davanti, queste li abbiamo trovate tutte dentro e a me mi tenevano giù. Tant'è vero che sono caduti in contraddizione, non sono stati manco capaci di mettersi d'accordo fra di loro di uscire nello stesso interrogatorio. Vanno a interrogare e dice no, le armi erano giù, e l'altro dice no, io le ho trovate sopra. Il Presidente ha fatto così, non so se avete capito. Ma insomma, ha detto, sì, però qui apri un discorso che non so pubblicamente quanto sui servizi segreti, perché tutto conseguenze di questo. La presenza è stata molto pesante. Ma io non so, se era un servizio segreto erano altri. Comunque le cose sono svolte così. È stato tutti i testimoni di quella liberazione, di quel sequestro, certo, in realtà o sono morti o sono stati, come dire, poi c'era l'inchiesta parlamentare, bruciati insomma come credibilità. Poi c'era l'inchiesta parlamentare, che l'inchiesta parlamentare ha chiesto l'arresto del procuratore, del vice procuratore, a metterli dentro. Ha detto l'unico che ha detto la verità è lui, gli altri hanno mentito. Anche i loro colleghi stesso, sa cosa hanno detto quando hanno condannato? Ha detto l'unica verità l'abbiamo trovata su questo. Insomma, ma da quando per me. La grazia, mi hanno condannato però. La grazia quando l'hai ottenuta? La grazia quando l'hai ottenuta? Quanto l'ho avuta? Fine 2004. Io che ho detto. Fine 2004. Comunque non ti montare la testa perché sono stato col telefono intercettato anch'io solo perché stavo in contatto con te.
Cioè, Hai rischiato che ti mettevano dentro, sì, vero? volevano prendere lui Ti attraverso me. minacciavano tutti. Ma noi, la cosa fantastica, qui lo posso dire, sono stato interrogato lungamente dal PM Mura, che aveva richiesta sul sequestro, e poi sono stato testimone al processo. Io sotto giuramento ho potuto dire che con Mesina non ho mai parlato di queste cose. E quando quel famoso, che era 20 luglio, che era 21 luglio del 92, a pranzo abbiamo parlato della liberazione che sarebbe avvenuta quella Sì, sera. ma era vero che non avevamo mai parlato prima. Lui mi ha detto... Gliel'ho detto all'improvviso, gli ho detto, siccome questo corre un pericolo... mi hai detto, vieni a prendere un caffè. Siamo stati a pranzo al Gosolo, abbiamo parlato e lui faceva come... I sardi sono fantastici in questo. Cioè... vorrei raccontare i carabinieri come raccontano, come si organizza quando ci sono le intercettazioni e stanno organizzando il sequestro magari. Però è incredibile, ha detto un colonnello dei carabinieri, dice che trascrivi, cioè come fai a dimostrare? E lui mi disse a pranzo, appunto, dice stasera, passa magari stasera verso Orgoso. E poi, cioè, parlavamo della pasta, tutto del porcetto, una cosa dell'altra. non ha mai nominato... Certo. Non si poteva decifrare quello che diceva. Proprio incredibile, difatti, ma è bellissima, là questa ve la racconto, non so, io non so dire in sardo. Io quando, allora, in precedenza, io sono riuscito ad entrare a casa a Messina quando lui stava in carcere a Novara, super carcere a Novara. Devo fare un'inchiesta sul banditismo sardo. Allora chiesi aiuto a questo vecchio collega della RAI, Mario Zappato, di aiutarmi e mi portò a casa a Messina. Conobbi la mamma, fantastica, io ho scritto un pezzo fra i più belli che ho scritto sulla madre di Graziano, le soglie dei 100 anni quasi, 95 eccetera, proprio nera, sarda, davanti al fuoco, bellissima. Poi ho conosciuto la sorella e il cognato e ho fatto amicizia. Quando sono tornato per Farouk a casa Mesina, Graziano ovviamente mi ha guardato molto storto. Quando la sorella mi ha baciato... volevo prima studiare come io, giornalista, figurati. Anche senza taccuino è sempre un rompiscatole. E quando mi ha visto il mio rapporto personale con la mamma che mi ha salutato, la sorella mi ha baciato, eccetera, si è un po' sciolto. Allora ha fatto ad Antonello Zappato, perché in quei posti non si può andare senza interprete. Antonello mi fa, ha detto se entriamo a prendere il caffè. Poi, no, ma non è finito, questo è solo l'inizio. Allora c'era Claudio Speranza, l'operatore, con cui stavo e Graziano mi fa, ha detto che senza telecamera. Io li ho indottrinati che non c'è bisogno di parlare, devono capire solo subito. Terza, lui sta prendendo la mano e mette la telecamera in macchina, sta per chiudere la macchina. Ha detto che non c'è bisogno di chiudere la macchina. Cioè, che cavolo ha detto? Ha fatto 3 volte. Questo è stato il debutto con Graziano, è vero. Vuol dire sì, dai. Comunque lui mi ha salvato, diciamo in qualche maniera, la vita. Comunque quando io tengo moltissimo a quelle foto, quando sono stato con lui abbiamo fatto una passeggiata per il corso di Orgosolo. Sono diventato nervosissimo perché ho preso circa 14 caffè quel giorno, perché dovevamo entrare in ogni bar e naturalmente prendere il caffè, accettare qualcosa, finché al 7° caffè mi ha fatto, com'è la frase in sarda, anche le gomme, vabbè, ti puoi prendere anche le gomme, cioè è importante che prendi qualcosa. E questa passeggiata lungo il corso insieme a Graziano, che lo era molto allora, lo è tuttora, il padrone di Orgosolo. È chiaro, no, non esageriamo, che il padrone di Orgosolo no. Se Orgosolano, come si dice, è più famoso sicuramente. No, diciamo che io rispetto a loro, loro rispettano a me. Cioè, ovviamente ma sono con tutti così, se uno mi rispetta io lo rispetto. Se non mi rispetta, ciao, ognuno per conto suo. Era un amico, perché questa semplicemente, io tornando di notte ad Orgosolo è servita. Perché poi sono entrato in un bar di amici comuni, insomma, mi è servita questo, come dire, passepartout, insomma. Si sono tranquillizzati anche loro, dice, ma... No, c'erano questi motorini che mi giravano intorno, perché i giovani non sanno. I giovani non sanno, capito? Allora sono entrato da un vecchio, invece mi ha riconosciuto.
Graziano. Quindi tutto è nato lì, insomma, in questi giorni che ci siamo conquistati, ci annusavamo come fanno i cani, no? Cercavamo di conquistare la instaurare fiducia. un rispetto reciproco, dai. Io dovevo ovviamente fidarmi di lui perché lui mi intesa. aveva dato informazioni, se fosse stata falsa Certo. professionalmente sarei stato rovinato. Adesso, parliamo di adesso. Adesso, a proposito, lui dice di no, ma Orgosolo, anche, specie dopo il film, bisogna sapere che a Orgosolo continuano ad andare pullman di turisti, ma dalla Svezia. Ma No, pullman- sono venuti da tutte le parti del mondo, devo dire ne ho tutto accompagnato il mondo. americani, inglesi, degli Emirati Arabi, tanti, i più ricchi del mondo. Gli Emirati Arabi Uniti li ho accompagnati io in montagna, tutto qua. Questo, Mi hanno cercato sempre loro, mi hanno cercato. Sono venuti dei russi, insomma, giapponesi. È un paese- Addirittura i giapponesi avevano fatto gemellaggio con gli industriali di Nuoro. Una cosa così. Vado sopra dove il ristorante di Maria Giovanna, no? e ai monti del E il Gennargentu. più ricco del Giappone era con questo gruppo, avevano anche l'accompagnamento dei loro agenti giapponesi che li seguivano. Come mi ha visto, se invece di 3 inchini me ne fa 6. E come le ha detto uno? Agli altri 3 e a lui 6 inchini. Ai suoi li faceva inchini. Perché? Lui, il mio amico, e Maria Giovanna ha detto, che c'ha amici pure in Giappone. Che poi non mi conoscevano. E io ero convinto così. Invece mi avevano messo anche nei giornali giapponesi, capito? E mi conoscevano per quello. Appunto, lui adesso si dice testimonial, ma in realtà, che ne so, l'assessore al turismo fa, insomma. Cioè, La guida adesso turistica. porta i turisti di tutto il mondo sui luoghi che ha frequentato da giovane. Quanto me lo chiedono, se no no, si organizza il gruppo, li accompagno, se vogliono i fuoristrada, noleggiamo i fuoristrada e li portiamo sopra la montagna, che è un posto bellissimo. Poi si mangia bene, in tutte le parti della Sardegna lì si mangia bene, guarda, a dove vai vai. Io se mi chiedono di portarli in un altro paese, li porto in un altro paese. Richiesta. Io non sono invidioso, geloso, perché la maggior parte dei sardi siamo individualisti e gelosi. Ma c'è una gelosia che distrugge, che divide perché devo essere geloso. Deve essere, se uno è geloso non deve andare oltre. Beh, no, c'è il campanile, certo. fra Orgosolo, Orune, Così non costruisci Lula, nulla e certo. non sarai mai circondato di amicizie da una parte o dall'altra. Capito? Il vantaggio lo dà più non essere troppo geloso. Bisogna capire che bisogna aiutarsi a vicenda, altrimenti non si conclude nulla. E io sono fatto così. Guarda, la prima cosa che domandavo, dove volete andare? Volete andare a Oriena, a Dorgale, dintorno? Guarda, me lo dovete dire voi, il desiderio che avete. Se volete andare a Orgosolo prima o andare altrove, io vi porto dove mi chiedete voi. Non vi posso imporre, andiamo là o andiamo qua. Vabbè, tanto li porti sempre E là. allora in descrizione, dove andare? Senti, una volta mi hai detto che tu volevi studiare molto, ma non ti hanno fatto studiare in carcere perché saresti diventato troppo pericoloso. No, sembra che a un certo punto gli ho detto, ma avete paura che vi rubi qualche poltrona a Roma quando esco? Ma guarda, per quello potete stare tranquilli, perché se io entrassi in politica, gli ho detto, devo mantenere le promesse, anche su quello, perciò non entro in politica, state tranquilli, e gli ho detto, teneteveli pure le poltrone. Senti, Non mi ma- davano da leggere, non mi davano da scrivere, perché? E poi lo prevede l'ordinamento penitenziario, prevede il codice, prevede la biblioteca degli istituti di pena deve essere a disposizione del detenuto. Fa la domandina, quale libro vuole, gliela portano. A me no. La parola era, ne sa più del diavolo, quello, c'è bisogno che studi pure. diventa troppo Hai pericoloso. capito? Senti, una domanda personale. Vabbè, ma poi questo- a dispetto oggi vengono quelli che danno la tesi o giornalismo o criminologia, psicologia, avvocatura, tutto quanto, vengono da me per la tesi. Sono venuti 74, 70 si sono laureati a pieni voti fino ad oggi. Tutte. Li ho fregati lo stesso anche senza studiare, vede?
Eh. Una domanda personale, ma il borsello è sempre lo stesso? La busta c'è sempre quella dentro, qua. Ci stava credendo, mi ha guardato male. Guarda, guarda pure cosa c'è dentro. Niente, No, ma mica... documenti ci sono e basta, guarda. Documenti ci sono, vedi? Tutto pieno di documenti dentro. Tanto ho capito che ti stavi impaurendo, così ti tranquillizzi, e tutto quanto. Guarda, cosa c'è? Pieno di documenti. Documenti, portafoglio vuoto, roba del genere. Con la crisi, soldi niente. Niente? Perciò non pensare lì di... Assolutamente no. Se non si scherza, cosa si deve fare? Comunque state scoprendo un po', abbiamo smesso di parlare di sequestro Farruch perché quello diventa cronaca, diventa un grande fatto di cronaca. Cioè, a proposito, quanto hanno pagato per il sequestro? Per quel sequestro? Lo Stato italiano quanto ha pagato? Ma non lo so proprio, perché il padre dopo anni ha detto che a Basante è sparito qualche fetta. Io ho sentito in lire... Non ho capito mai quanto hanno rubato, quanto non hanno rubato. 5 miliardi e mezzo. 5 miliardi e 400 non milioni. Non credo. Guarda, non credo alla cifra. No, avevano abbassato. No, prima avevano chiesto tanto, poi sono andati sempre abbassando perché io gli ho detto guarda che questa persona più di tanto non può disporre, perché era la verità, che il papà non poteva rispondere e con cifre del genere non poteva disporre le cifre. Magari il nonno del bambino sarebbe il padre del papà di Farruco. Ma quelli non pagano perché di religione musulmana ha trovato subito lo scappatoio. La religione musulmana non permette che tu paghi. È vero che un sequestro... Allah non voleva, via. È vero che un sequestro ha sempre, come dire, allora bisogna rispettarle queste... un sottofondo, cioè c'è sempre un altro motivo, al di là dei soldi, insomma, del sequestro per il riscatto, c'è sempre qualche altro motivo, magari vendette personali... Ma io non lo so, non entro nel merito degli altri. Io ti posso dire che andare a togliere la libertà a una persona mi prendeva i grampi allo stomaco. Solo che mi trovavo in determinate circostanze, io vedevo le persone che non avevano niente, guarda, c'era la fame fino a qua davvero. E mi sentivo impotente di potergli dargli una mano, di trovare un po' di soldi, aiutarli. Un anno anche brutto per la pastorizia, per l'agricoltura, tutto quanto, il 67 se ricorda. Avevo bisogno di soldi anch'io, uno che era super ricercato in quella maniera, gli danno la caccia, e se tu non hai soldi, la gente ti può aiutare una volta, 2 o 3, ma quelli hanno più bisogno anche di me, di soldi, non gli dai un aiuto anche a loro, è capace che ricorrono a venderti. Perché ufficialmente c'erano sui manifesti 10 milioni di taglia su di me, però loro ne proponevano 500 milioni. Mi ricordo allora. Quella foto. Allora, 500 milioni di allora è equivalente a 50 milioni di euro di oggi, capito? E a tutti faceva gola. Certo non era facile vendermi perché anche quando dormivo un occhio lo lasciavo sempre aperto, ogni ora riposarsi poi aprivo l'altro, capito? Però c'era questo pericolo. E avevo bisogno dei soldi, sono ricorso ai sequestri, però come stavo dicendo, malvolentieri, perché mi rendevo conto prendere una persona lì che potevano succedere il peggio o in una battuta che facevano la giustizia, quella, ci andavi di mezzo e ci rimetteva magari la pelle io e lui, non era giusto, ma in quelle circostanze non potevi farne a meno. Se andavo alla banca a chiedermi un prestito, magari mi chiamavano i carabinieri e mi facevano arrestare. Capito? Io mi ricordo quel manifesto con la taglia. Lo facevo malvolentieri. Perché la gente pensa, ma sai, quelli andavano a sequestrare contenti. Non è vero, non è vero. Almeno da parte mia, poi degli altri non lo so. Ognuno risponde delle proprie azioni. Li ripeto, tutti quelli che hanno avuto a che fare con me sono tornati vivi, sani,
hanno dichiarato che sono stati trattati bene perché non li ho mai toccati. Anzi, ogni tanto ci scherzavo con loro proprio per tirarli su col morale e tranquillizzarli. Dicevo, guarda, non vi succede nulla, sta tranquille. A uno una volta gli ho fatto uno scherzo, gli ho detto, cosa vuoi da mangiare? Tu mi devi fare una lista, cosa vuoi? Tutto quello che vuoi. Pensavano che scherzavo. E gli ho detto, fai la lista. Ho fatto la lista e gli ho portato tutto quello che mi ha chiesto. Ma lui pensava che non gli riportavo queste cose. A un certo punto gli ho detto, mangiato bene, sarà per tutti i giorni questa cosa. Basti che me lo fate preventivamente questa richiesta. Sì, abbiamo avuto tutto quello che ti abbiamo chiesto. Sarà sempre così. A me non mi costa nulla, però dobbiamo fare un'altra lettera a suo papà. E perché? Dobbiamo mettere una cifra più consistente per il menù. Gli faceva pagare il pranzo. E mi fa, io sciopero della fame, da oggi non voglio più manco mangiare. Mi hai fregato. Batteva i piedi così, poverino, come un bambino piccolo, no? E gli ho detto io, no, lo sciopero della fame è respinto, non si può fare lo sciopero della fame con me. Gli ho detto, devi mangiare obbligatoriamente, a costo che ti metto l'imbuto. Ehi, ha detto, ma come? Dopo si è accorto che l'altro, no, erano due, ha detto, no, che sta scherzando. L'ho visto così, tanto per farvi capire. Li tenevo con questi, l'unico scherzo che gli ho fatto quello. Oggi ci ride sopra perché ha detto, ma ero credendo e non credendo, capito? Non ero convinto. Poi mi ha toccato l'altro e ha detto, ma va che sta scherzando. Per dire, uno tenta di tirarli su anche in quei momenti là. Uno dice, ma è paradossale a fare gli scherzi del genere o quello o quell'altro, o di tentarli di incoraggiare. Ma era un modo anche di svegliarli, di dire, oh, se questo arriva a farti scherzi di questo genere vuol dire che dopo non ci fa nulla. Quanto li ho tranquillizzati subito, nell'immediato. Senti, non me lo fai dire, io ricordo benissimo quella foto storica della taglia, Sì. 10.000 lire erano... 10 milioni. 10 milioni, ma in che anni? Tantissimo. Primo giorno quando sono scappato, l'indomani hanno messo 5, dopo pochi giorni l'hanno aumentata, raddoppio. No, lo sai perché mi ricordo Dopo pochi mesi sono arrivati a 500, senza metterlo lì sono andati a fare la proposta ai familiari, agli altri che erano andati. Adesso 500 milioni pronti, però lo dovete portare a casa vostra e lasciare le armi fuori. E mio fratello gli ha detto, ma se io gli dico una cosa del genere, di lasciare le armi fuori, quello capisci subito che lo voglio fregare. Il primo che prende è a me. Che non l'avrei fatto poi a toccare mio fratello quello. Io ricordo quel manifesto perché avevi i capelli. Sai dove li ho pensi? Sì. Camminando in mezzo ai rovi, accompagnando la gente, si attaccano lì come le pecore, quando si attacca la lana. Tua madre ho avuto la fortuna di conoscere, mi ricordo quando chiesi di dire qualcosa di te, Grazianeddu, sempre stato un bravo ragazzo, il più bravo di tutti. Ma non ci credevano quando le dicevano, guarda che suo figlio, così andavano questori, quelli là, guarda che suo figlio, comanda lui, ma che comanda, quella, poverino, non ci pensava mai a queste cose. Ma si è sempre comportato bene anche con noi e tutto quanto. E pensa che nei giornali, anche in un libro allora, scrivevano anche quello che ha scritto Società del Malessere, per carità, anche quello. E quello era amico, in famiglia, mangiava e tutto quanto, non ha capito nulla. A mia madre dicevano che le donne lì sono matriarcali, orgose, che comandano le donne. A vedere chi li lascia comandare. Da noi li rispettano le donne, ma veramente li rispettano, le mogli, tutto quanto, sorelle tutto. Però devono svolgere il ruolo di casalinghe e di altro, amministrare tutte quelle cose che ha portato di mano di loro. Se hanno un lavoro, si amministrano il lavoro loro.
come sono adesso. Prima non andava a lavorare a nessuna parte, lavoravano solo per la famiglia, lavoravano. Non ce n'erano lavori altrove. Però quello di comandare o di sapere le cose che fanno gli uomini non esiste proprio. Sarebbe veramente fargli del male a una persona, metterle a conoscenza che tu fai una cosa illegale, mettere al corrente tua moglie, fargli pesare questo che devi fare, quell'altro, metterla a conoscenza, è proprio volergli male a una persona. Ma io non glielo faccio sapere, ma manca un'altra persona. Se è una cosa che devo fare io, fuori dalle regole, oggi non ci penso proprio, ma allora, trovandomi in quelle circostanze che mi sono venuto a trovare, perché coinvolgere un'altra persona che non interessa, non c'entra niente? Le cose. Non se lo domandano questi che scrivono quelle cose così a casaccio, sui libri, sui giornali. Io l'ho sempre detto. Mia madre non era al corrente di niente, non ci pensava nemmeno. E non se lo sapeva spiegare, dice, come io fossi così. Ha detto non l'ha fatto mai trasparire niente, perché era rispettoso sia con noi, con gli altri, tutto quanto. Dopo ha capito, ma è troppo tardi, ha capito che avevo subito troppo torti, troppe ingiustizie e mi sono venuto a trovare in quel contesto che era. Io, è vero che comandavi, forse per un'intelligenza superiore. Io mi ricordo, noi prima di conoscerci ci sono stati 2 mancati incontri. Uno di questi, io ho fatto una diretta dal supercarcere di Novara sulla condizione delle carceri in Italia, dove appunto in quel momento stava Graziano, e il direttore del carcere mi mandò, era da parlare in diretta, 2 detenuti piuttosto tranquilli, e vennero con un comunicato pesantissimo. Allora dico, no, certe cose non si possono dire, insomma cercare di dirle in maniera diversa. Aspetta un attimo. Sono andati via e il direttore mi ha detto, stanno andando da Messina perché è lui che comanda qui dentro. E poi sono tornati. Era il direttore che comandava, perché se comandavo io, al direttore ci metteva lui dentro la cella e me ne andavo. Io me ne andavo in ufficio lì. Mancano una decina di minuti. Avete qualche domanda? Perché, ecco, bravi. Primi anni 70. Io ero un piccolo ufficialetto di complemento nel 151esimo reggimento di fanteria Sassari. Arriva la notizia dell'arresto di Graziano Messina. Questo succede a Trieste, a caserma di Via Rossetti. Dalle finestre cominciano a volare brande, roba del genere, urla tremende e grosse difficoltà da parte degli ufficiali di far rientrare. Questa che non era una sedizione, non era neanche una protesta, non si sa, è un dolore. È una cosa stranissima. Per me, io non sono sardo, in quel contesto lì ho avuto molto a che fare con i sardi, li ho apprezzati tantissimo e ho capito che non li capirò mai, ma questo è un altro discorso. Ora, lei era consapevole di rappresentare un mito per tanta gente, in quel contesto lì era rappresentato essenzialmente da pastori, i soldati di leva, dico, sì. No? Per quella gente là lei era un mito, però era un mito che loro stessi non riuscivano a spiegare in qualche maniera. Lei era consapevole di avere questo ruolo negli occhi dei suoi conterranei o no? Ascolta, questo l'hanno fatto anche durante l'arresto mio a Nuoro. Tutti gli studenti sono entrati a scuola con le professoresse e tutto quanto. E a un certo punto il poliziotto ha detto lo vogliono linciare, e il questore ha detto ma che linciare? È un generale dei carabinieri, questi vogliono linciare a noi, ha detto. Non lo sente che stanno dicendo che lo vogliono libero? Ma questo bisogna domandarlo a loro. Io proprio non me l'aspettavo, ma né una volta né nell'altra. Allora, se quelli erano tristi perché mi avevano arrestato, vuol dire che qualche cosa in loro favore l'avevo fatta anche sull'opinione pubblica, e fanno a passaparola in Sardegna, lo sa. Se io faccio del bene a quello o quell'altro e che li rispetto o che li ho aiutati in qualche modo perché si sono trovati nei momenti di carestia o per un motivo o per l'altro,
prendono, lo dicono a quello e quell'altro, sai che quello mi ha aiutato, quello e quell'altro. Ecco, forse per quello, la spiegazione sarebbe quella, sarebbe anche quella degli ostaggi che io li ho sempre rispettati, che sono tornati sani e salvi e li tenevo sempre poco tempo, mentre altri non sono tornati più. O altri li hanno violentato, o donne, o quello o quell'altro, cose che a me già mi fanno ribrezzo tuttora oggi. Anche una donna che ha scelto la strada, quello che può essere stata costretta, può essere una donna sola, disperata, non ha soldi, e non trova un lavoro, o la possono costringere, c'è qualcuno dietro, o la ricatta in qualche maniera. È una persona da rispettare come tutte le altre, perché la devi maltrattare, o la devi derubare o umiliare? Ecco, questo. Io posso testimoniare, lui rifiuta l'etichetta di Robin Hood, però a parte si è sempre battuto contro le ingiustizie, l'ha ricordato anche stasera. Io vi posso testimoniare, appena entrati in confidenza, stavamo vicino a casa sua ad Orgosolo su un muretto, mi chiese di dare una mano a quei giovani, farli entrare magari alla RAI, un posto di lavoro, insomma, quei giovani che non avevano lavoro, Certo. se ti ricordi. La prima cosa che mi ha detto, eravamo io e lui da soli, quindi non era una maniera di mostrare questa solidarietà. Lui l'ha sempre detto, e in realtà la Barbagia, certi posti, sono isolati all'interno della stessa Sardegna, cioè una realtà completamente diversa, come peraltro in Calabria e l'Aspromonte. Ci sono gli stessi calabresi, c'è gente che nella loro vita non è mai andata in montagna, in Aspromonte. E così in Barbagia ci sono posti isolati da tutto e da tutti, dove non c'è neppure l'ipotesi di un lavoro. Ci sono ragazzi, quei ragazzetti che mi seguivano con la motoretta, crescono, che cosa si può fare? Si può fare forse la guardia forestale, Parlarli, che poi, farli capire che così non che possono poi, andare. insomma, Ma io mi trovo tutti i giorni, scusa se ti interrompo, certo. confina anche Io quello, quindi non ci sono neppure le ipotesi di un lavoro. È chiaro che tutto questo, poi c'è tutto un passaggio, sai che io ho imparato a memoria, cominci a fare la vedetta, poi fai una telefonata, poi il vivandiere, cioè non è che immediatamente fai un sequestro di persona, lo fai quando hai 25 anni, quando sei grande. Certo. Però è proprio, come dire, una società un po' diversa e che è troppo trascurata e troppo isolata. E questo Messina, bisogna dargli un atto, si è sempre battuto per questo, e questo evidentemente i sardi lo sentono. Ecco perché è un mito, lo è tuttora, non era allora, lo è tuttora. No, ma poi non mi sono mai tirato indietro quando mi hanno chiamato anche poco tempo fa a dibattito con gli studenti, con i ragazzini che portano al Gosolo anche a farsi una gita, quello, quell'altro. Io gliel'ho detto, non imitare a me o quello, quell'altro. Che mi vogliate bene, e quello mi sta bene, io mi sento onorato. Però non dovete fare quello che io ho fatto, perché gli ho spiegato per quale motivo mi sono mosso quello e quell'altro. Ma non c'è bisogno di andare a fare questo, gli ho detto. Bisogna vivere tranquilli, perché se io mi trovassi in una società diversa, in un contesto diverso, io da piccolo, sai come sono cresciuto là, l'ho spiegato l'altro giorno anche a qualche giornalista, circondavano il paese quando ero ragazzino, perché c'erano i latitanti, fin dall'800 c'erano, si figura che non c'erano quando ero ragazzino io. Allora mettevano queste persone al bando che si erano sottratte alla cattura perché erano imputati di questo o quest'altro, si sottravano perché non avevano fiducia nella giustizia. Allora non c'era risarcimento, non c'era nulla, ti ficavano in galera 7-8 anni, dopo uscivi, manco nel giornale ti mettevano che ti avevano scarcerato, capito? Ti mettevano alla gogna proprio, prima. Allora gli ho spiegato il perché. Erano altri tempi, c'era la fame, c'erano disagi, c'erano tutti, non c'erano le scuole che ci sono oggi, insegnamenti e quello. Io credo di essere indottrinando sulla strada giusta, tutti. Più di così uno non può fare. Mi sono sempre adoperato e tuttora mi sto adoperando, tutte nello sport, dei ragazzini, quello che mi chiamano, li sto parlando, non dovete fare questo, non dovete fare quest'altro, non state rispettando voi stessi. Ma sono cose da ragazzi, in tutti i paesi del mondo succedono quelle cose, solo perché sono orgogliosi, prima pagina, televisione, giornali,
hanno preso in giro a quello, hanno toccato un turista, li hanno toccato. Certo che non è giusto, io non condivido, ma glielo sto sempre dicendo, li dovete rispettare le persone di fuori. Meglio fra di noi ce li facciamo gli scherzi, tra orgolesi. Sono scherzi sopportabili perché sono scherzi da bambini, però quelli che vengono da fuori devono essere trattati bene. Noi siamo diventati famosi per l'ospitalità, sempre che abbiamo avuto nei riguardi di quelli che vengono a visitare Orgoglio o dintorni. Perché infrangere queste regole? Erano validi ieri, saranno validi in futuro. Se voi le infrangete, vi state facendo del male voi stessi, vi state screditando e screditate tutti gli altri. Non ci sono più i banditi di una volta. Grazie. Siamo arrivati, sono le 7. Siamo arrivati, era una battuta, era anche il saluto. Grazie, Grazie davvero a tutti tutti. quanti.